Ciao! Nel video degustazione di oggi abbiamo un piatto interessante. Polenta, bruschetta e funghi champignon. È sicuramente ricco di aromaticità e di sapori, ma non sono predominanti, non sono forti. E di conseguenza, cosa ho pensato per l'abbinamento? Eccolo qua, un Lessini Durello DOC Brut dell'azienda agricola Tonello. Bollicina che viene ottenuta da uve 100% Durella, che è un vitigno autoctono dei Monti Lessini dove è prodotto questo vino. Inoltre è un metodo classico e fa 36 mesi sui lieviti. Questo in particolare è una sboccatura del 2017, ma non vedo l'ora di andare ad aprirlo. E visto che siamo costretti a stare in casa, mi toccherà sciabolarlo qui a casa. Non sarà stata una delle mie migliori sciabolate, però è riuscita. Andiamo a versarlo. Nel mentre ti dico che il titolo alcolometrico è 12. Ma che spuma! Porca miseria, incredibile. Che bomba. Guarda la bollicina come continua a salire. Spettacolo. Fantastica proprio. Wow. E non molla niente la bollicina, guardala lì. Il colore è un bellissimo giallo paglierino, bello brillante, acceso. Bollicina persistente. A naso è molto delicato, è leggermente agrumato e appena appena anche tostato, si sentono i lieviti. La bollicina è esattamente come me l'aspettavo, fresca, sapida, pulisce la bocca in un modo incredibile. Ed è proprio per questo motivo che ho pensato a questo vino in abbinamento col piatto, perché ha bisogno di qualcosa del genere, quindi una bollicina che sciacqui la bocca e che non lasci assolutamente niente di sé, quindi precisa, perfetta, sciacqua la bocca, non sono lunghi nel piatto, nel vino, quindi bomba. Ci vediamo al prossimo video e ricordati di bere senza perdere la dignità.